You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Siamo partiti da Sorrento, ma ce ne andiamo su a Bologna a trovare il buon Samuele che ci dice tante cose. Siamo partiti da Sorrento, ce ne andiamo su a Bologna a sentire il buon Samuele che ci dice tante cose. Adesso dobbiamo vedere Samuele, dobbiamo capire dove ci porterà a questo punto questo viaggio. Vediamo ancora Van Breukelen, Van Impe, Van Plusken, lo scatto di Gagrölen. Io ci sarò, con tutto il mio entusiasmo. Guarda se è il modo di mettere i quadri lì. Guarda se è il modo di mettere il guardrail. Fan dei lavori che non è. Io d'altro canto sono stufo di notare questa Guarda, vergogna. prima di andare in pensione io veramente no. Guarda se si può assolutamente andare in giro con questa segnaletica approssimata. Guarda non è il modo! Ma guarda non che. giurare, Guarda, non giurare. Non è la maniera! No, no, Guarda, mi fa venire. Ne lavora uno e fumano in quattro, capito? Uno che lavora e quattro che fuma. Non ti asciugare. Vergogna! Non ti far marcire il sangue. Guarda, è una il sangue roba ne vale la pena. vergognosa. Mia che roba, Vero. a roba in terra, cosa viene? È una cosa non è modo e maniera di travaggiare! Guarda, lasciato lì per terra. Guarda, tutto così, tutto così. Arriva un bambino qua in autostrada, arriva un bambino Magari che attraversa la strada. arriva un bambino che gioca a pallone in autostrada e si taglia con le lamiere. Guarda, con i loro costemini arancioni, loro sono vergogna! in capi dalla strada. Guarda qui, Non guarda. è modo e maniera di lavorare. Sembra il modo? Ma guarda un po', poi succedono degli incidenti e allora poi capito? Colpa mia È colpa del governo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. El pollo che tiene. Allora, sono 3 tagliate medie cotture, un tortellone bursavia e un filetto al pepe verde. Via. Via ragazzi. Vai Rama. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovata. Yo como. Qua abbiamo 5 garganelli e 2 gramigne. Fermo, via. Bisogna darle. Via. Coraggio. Para meterme en cañada. Ay, pero está. Apri, ecco qua. È buono, eh? Però, bel lavoro. Porque ha abandonado a Andrea, compadre, usted está cambiando. Guarda che posti Paolo. Guarda che posti Paolo. Guarda che posti. Porca puttana. Guarda che posti Paolo, porca puttana. Che posti. Secondo te? Ricordo un po'. No. Senti un po', questa puntata qua ce li metti dei culi o no? Dai, mettici dei culi, Paolo! Wow, non ce li posso mettere i culi. Ce ne viene anche a loro! Ma chi? A loro! Ma loro Dai, chi? su, o vi prendo come siete o non vi prendono. Ma tu non ti preoccupare, Poi ci prendono. e mettici 2 culi! C'è un culo lì, aspetta un po', gli hanno dei culi. Ma c'avevano 60 anni l'una, dai. Oh, là, ti farò un bel test. Sei entusiasta dell'idea? Molto.
chiama... Di che stagione sei? Di che stagione sei, signor artista? Ti innamori più facilmente quando il vento e le foglie che cadono ti spingono ad uscire a caccia di ragazzi. Come mai questa domanda? Il sole che splende ti fa venire voglia di flirtare. Pioggia e freddo ti spingono a stringerti a qualcuno. Il profumo dei fiori che sbocciano ti mette allegria. Il profumo dei fiori. 2. Tu e la tua migliore amica trascorrete il pomeriggio al muretto in paninoteca chiacchierando con i ragazzi. Sedute in panchina al parco, al centro a far shopping, al centro a far shopping. O spettegolando in camera vostra. Al parco. Al parco, C. Trascorreresti volentieri il tuo tempo con lui, a casa coccolandovi davanti a un caminetto acceso, in discoteca dove potete scatenarvi con i ritmi latini, al mare passeggiando mano nella mano, giocando con i videogame. Giocando con i videogame. Come ti descriveresti? Come ti descriveresti? A. Carina e piena di speranze. B. Estrema ed impetuosa. C. Sportiva e divertente. D. Romantica e sognatrice. Estrema ed impetuosa. Sei una bella d'autunno. Io sono figlio di un carabiniere, passava in macchina le notti intere. Lo faccio anche seguo la tradizione, e infatti incontro spesso sto coglione che si chiama Paolo ed è un gran coglione. Mio padre... Via verso Bologna, alla ricerca di Samuele. Certo, andare al ristorante ieri sera non è stata una buona idea. Adesso ci tocca tornare a saldare il conto. E passi i giorni con questo nasone. Io sono figlio di un carabiniere, passava in macchina le notti intere. Lo faccio anche seguo la tradizione, e infatti faccio tardi colazione. Siamo qui. Tutti insieme vogliamo vedere un raccomando. Ci stiamo avvicinando a casa nostra. Stiamo arrivando a casa nostra. Bologna. Fatto è così. Non stiamo litigando. Non litigate. Non stiamo litigando. Vi prego, non litigate. Non stiamo litigando, Beppe, non litighiamo. Beppe, ma perché fai così? Non si è capito cosa hai detto. Qua siamo in Emilia Romagna, capito? Qua Sì, è un bel posto. magari d'inverno c'è un po' di nebbia, Va bene. però quando non c'è la nebbia, Piove che è una meraviglia. quando smette di piovere, Nevica. eh sì, quando smette di nevicare, Ci sono delle zanzare così, sono 40 gradi. è un posto dove tutti noi vorremmo vivere, è vero? o no? L'unica cosa che mi spiace è che in un'occasione così non c'è il mio papà. Vabbè, dai, ragazzi, Paolo, dai. Dai, coraggio, su, dai. Signore, d'altra parte su, l'ergastolo, Ma perché devi dire le lo cose? so, Perché devi dire le cose? ho capito, Paolo, purtroppo non può Vabbè, vedere. è un uomo che ha passato un sacco di cose, ha pagato per le sue azioni Però sbagliate. gli insegnava cose pure, è vero o no? Ricordo mi diceva sempre Paolo, guardati sempre alle spalle. Pensate che uomo tu. Paolo, guardati sempre alle spalle. Pensate che uomo quel signore. Paolo, le spalle, Paolo, guarda. Pensate come la brava. Guardati le spalle, Paolo. Che gli hanno fatto? Ti hanno sparato in faccia. Vabbè. Candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Puso un baile, una botella para una gran diversión. De timbalero un ratón.
MTV Trip.